Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo in lutto per i funerali di Giuseppe La Barbera, il 28enne morto a Casteldaccia con altri 4 colleghi. Siamo incapaci di garantire un lavoro dignitoso, ha detto il sacerdote nell'omelia. Nel pomeriggio ad Alcamo la cerimonia per la 5ª vittima. Sit-in dei sindacati a Trapani per chiedere rigide misure di sicurezza dopo la morte di Giovanni Carpinelli, precipitato a Salemi da una pala eolica. Nuovi possibili sviluppi nelle indagini sulla strage di Altavilla Milicia. Per la magistratura potrebbe esserci un collegamento con la setta contro il maligno creata nella vicina Collesano da un ex frate ai domiciliari per maltrattamenti. Ponte sullo Stretto, dagli esperti nuovi dubbi. Dal lato della Calabria il pilone poggerà su una faglia sismica attiva e non c'è una strumentazione adeguata per testare la tenuta dei cavi. Per Salvini però i cantieri si apriranno entro l'anno. Crisi senza precedenti per l'apicoltura. A Zafferana la richiesta di soccorso dei produttori di miele. Siamo in ginocchio e dobbiamo alimentare pure le api. Mentre arriva il caldo rovente, Taormina va verso un nuovo record di presenze dopo il 1 milione di pernottamenti dell'anno scorso, più di tutti i turisti americani. E ora anche i big della moda scelgono la perla dello Ionio per importanti investimenti. Casa a Capinera, sull'Etna, completamente ristrutturata e ripulita grazie anche ai migranti. All'interno c'è pure un ristoro con i prodotti del vulcano. Calcio, inizia domani l'avventura playoff del Catania, gara d'andata in trasferta sul campo dell'Atalanta Under 23. Ritorno al Massimino sabato sera. Bentrovati, strage di Casteldaccia a Ballarò, l'ultimo saluto a Giuseppe La Barbera, la vittima più giovane. Il parroco attacca, siamo incapaci di garantire un lavoro dignitoso. Mentre proseguono le indagini, nel pomeriggio ad Alcamo i funerali del 5° operaio morto. Oggi lutto cittadino a Palermo. Marco Gullà. Il quartiere di Ballarò, tutta Palermo e provincia oggi sono a lutto per l'ultimo saluto a Giuseppe La Barbera, uno dei 5 operai morti nella tragedia di Casteldaccia. La chiesa del Carmine è stracolma, pianti, disperazione, lacrime e rabbia. Tanti amici e parenti con la maglietta e la foto di Giuseppe stampata. Per tutta la settimana il quartiere è stato in silenzio, in segno di rispetto per i La Barbera che in zona gestiscono una rivendita di bombole. In migliaia hanno atteso il feretro al quale è stato dedicato un lungo applauso. Un ragazzo buonissimo, molto buono, siamo tutti scioccati, siamo rimasti tutti, infatti lei quello che vede, questo è il nostro amore che avevamo sopra questo ragazzo, che era un ragazzo meraviglioso. Il parroco nella sua omelia ha attaccato la politica e ha detto: bisogna anticipare i pericoli che portano alla morte sul luogo del lavoro. Quante morti ancora nel mondo del lavoro? Cosa è successo a Casteldaccia? Al centro dell'inchiesta c'è la Quadrifoglio Group, la ditta per cui lavoravano le vittime, e il suo titolare, Antonio Di Salvo, è l'unico indagato al momento. Ma l'attenzione si allarga anche a un panorama di presunte irregolarità e carenze che potrebbero aver contribuito alla tragedia. Uno degli elementi chiave è il subappalto concesso dalla Tech Infrastrutture alla Quadrifoglio per un intervento di manutenzione su un impianto di sollevamento. Un'operazione che, secondo le prime indagini, la Quadrifoglio non avrebbe avuto le competenze e le qualifiche per eseguire. Le indagini adesso sulla morte dell'operaio Giuseppe Carpinelli, caduto sabato da una pala eolica a Salemi. Gli investigatori vogliono accertare se all'interno del palo 3, quello della sciagura, fossero state rispettate le norme di sicurezza, le stesse che chiedono a gran voce i sindacati stamane scesi in piazza a Trapani per un sit-in. Laura Spanò.
Procura di Marsala e Carabinieri di Salemi da 2 giorni indagano se all'interno del palo 3 del parco Erghe Windy Energy tra Castelvetrano e Salemi, oggi sotto sequestro, dove è morto l'operaio Giuseppe Carpinelli, 33 anni, di San Mauro dei Cavoti, sono state rispettate tutte le procedure di sicurezza. L'impresa, che aveva avuto in subappalto i lavori, stava eseguendo un potenziamento dell'impianto. Carpinelli, operaio esperto, è precipitato da più di 80 metri d'altezza per poi schiantarsi su una passerella di metallo circa 40 metri più sotto. Pare che nessun cavo di sicurezza, obbligatori per lavorazioni in altezza, ne ha impedito o interrotto il volo, ma sarà la procura, che intanto ha anche disposto l'autopsia sul corpo dello sfortunato dipendente, a dover rispondere a questa domanda. Intanto monta la protesta dei sindacati. CGIL e CISL Willy si sono ritrovati davanti alla prefettura di Trapani per un sit-in, dove hanno ribadito con forza la loro preoccupazione per la lunga scia di incidenti sul lavoro, chiedendo un'azione forte e sinergica fra tutte le realtà che hanno la responsabilità di far tornare a casa i lavoratori sani e salvi. Ad affermarlo sono Sergio Palmeri di CGIL Trapani, Leonardo Lapiana di CGIL Trapani e Palermo e Tommaso Magaddino, Will Trapani. Crediamo che le normative del governo che riguardano praticamente la regolamentazione del mondo del lavoro e la frammentazione del mondo del lavoro, così come le leggi del codice degli appalti, debbono essere immediatamente cambiate. Saremo qui per poter parlare anche col prefetto di Trapani, per poter portare avanti quelle che poi ormai diventano delle istanze comuni sull'aumento del numero degli ispettori, sull'aumento del numero dei medici del lavoro, sulla diffusione complessiva del tema della sicurezza sul lavoro. La questione della sicurezza sul lavoro deve diventare materia di insegnamento nelle scuole. Il nome di un ex frate arrestato per maltrattamenti potrebbe ricondurre alla strage di Altavilla Milice. Dietro i 2 casi lo stesso fanatismo religioso. Lorena Dolci. 2 episodi simili avvenuti nel giro di appena 50 chilometri, tanto distano Altavilla Milice, teatro della strage durante un esorcismo, e Casa Mariana a Collesano, considerato una vera e propria setta creata dall'ex frate Giulio Scozzaro, arrestato per maltrattamenti a febbraio scorso insieme a un medico di 50 anni che doveva liberare la sua famiglia dal maligno. Il nome di Scozzaro, un ex religioso dimesso dal proprio ordine, potrebbe essere il filo conduttore tra questa vicenda e quella di Altavilla, nella quale sono stati uccisi Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emanuel, e sulla quale restano ancora molti punti oscuri. Mentre Giovanni Barreca e la coppia Carandente Fina continuano ad accusarsi, a carico di Scozzaro c'è l'accusa di maltrattamenti per aver convinto il medico a sostanziose donazioni e per aver manipolato i 2 figli, minacciandoli e costringendoli a lavorare nella sua tenuta. La procura di Termini Imerese sta indagando su entrambi i casi, dimostrando così l'esistenza in provincia di Palermo di una serie di 7 fai da te. Le possibili connessioni tra i 2 casi sono contenute in informativa della polizia giudiziaria. Entrambi i nuclei familiari, scrivono infatti gli inquirenti, sono stati fortemente influenzati dalla loro guida spirituale e portati a credere che la moglie, madre e le figlie e sorelle fossero possedute da una legione di demoni. In comune c'è lo stesso fanatismo, la visione apocalittica, l'allusione al diavolo per isolare e annullare la volontà degli adepti. Il nome dell'ex frate si intreccia poi con quello di Gisella, la sedicente veggente di Trevignano Romano, che sostiene di vedere la Madonna e di riceverne messaggi. Tragedia della disperazione a Palermo. Un disabile di 57 anni è morto nell'incendio della sua abitazione e forse è stato un gesto volontario. Non poteva alzarsi dal letto. Salva la madre. Marco Gullà. Dato fortissimo, sì. Però non sapevo che c'era qualche vittima, non lo sapevamo, si è scoperto dopo. Il boato, le fiamme, la paura. Un uomo di 57 anni è morto in un incendio divampato in un palazzo in via Michele Cipolla a Palermo, vicino alla stazione centrale. L'uomo era disabile, costretto a vivere nel letto. Così avrebbe deciso di farla finita, dandosi fuoco nell'appartamento in cui abitava assieme all'anziana madre. La donna, 87enne, dormiva in un'altra stanza e non si sarebbe accorta delle fiamme. È stata messa in salvo dai vigili del fuoco. Per l'uomo invece non c'è stato nulla da fare, è stato trovato morto nella sua stanza. Alle 2 di notte io sentivo, aprendo poi nella terrazza, c'era questo fumo, che poi il cattivo odore che c'era. Infatti poi ci siamo allarmati e siamo presi tutti di paura, ovvio.
è stato un bel po' comunque. L'incendio ha distrutto l'appartamento al 6° piano. I vigili del fuoco, dopo aver raggiunto l'appartamento, sono riusciti a salvare la donna che si trovava in una stanza vicino alla porta d'ingresso, ma durante le operazioni di spegnimento è stato ritrovato il corpo senza vita dell'uomo che si trovava nella sua stanza. A Scicli è giallo sulla morte di un 40enne trovato privo di vita nella sua abitazione. L'ipotesi più accreditata è che possa trattarsi di omicidio. Adelaide Barbagallo. Nell'abitazione sono stati posti i sigilli, si attendono i RIS che potranno dare elementi utili alle indagini. Al momento è un giallo la morte di Giuseppe Ottaviano, trovato cadavere nella sua casa di via Manenti a Scicli, a pochi passi da Piazza Italia e dal municipio, set cinematografico della fiction Il commissario Montalbano. Il forte sospetto è che possa trattarsi di omicidio. I RIS di Messina effettueranno accertamenti tecnico-scientifici alla ricerca di tracce biologiche che possano condurre i carabinieri sulla pista giusta. L'uomo è stato trovato con ferite al capo e al naso e tracce di sangue sono state trovate anche sulle pareti. Giuseppe Ottaviano è molto conosciuto in paese, così come la sua famiglia. La madre, insegnante, ha preso la notizia mentre si trovava a Roma dall'altra figlia. La zia, ora in pensione, è stata preside. A coordinare le indagini la procura di Ragusa. Un morto e 9 feriti in un incidente stradale sulla statale Caltanissetta-Gela. A perdere la vita un 50enne di Mazzarino alla guida di un'auto che si è scontrata con un furgone che aveva a bordo un gruppo di extracomunitari. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Enna e Caltanissetta. Il ponte sullo stretto, dagli interessi di società note alle casse dello Stato alle polemiche, con la certezza del ministro Salvini, cantieri da aprire entro l'anno. Francesco Triolo. Il ponte delle polemiche e degli affari che già unisce l'Italia, perché attorno all'opera della quale il ministro Salvini ne sta facendo il suo cavallo di battaglia politico ci sono interessi ed appetiti che già viaggiano a tutte le latitudini. Sono le aziende italiane, spagnole e giapponesi che dovrebbero costruirlo per adesso beneficiarne con aumenti in borsa del 15 al 30% delle loro quotazioni, ma soprattutto ci sono aziende già note alle casse dello Stato, la Rock Soil dell'ex ministro Pietro Lunardi, la Proger SPA che ha nel suo CDA Chico Testa e l'ex presidente di INPS Antonio Mastrapasqua. Tutti intrecci economici e di rapporti che potrebbero trovarsi ai piedi dei piloni del ponte, anche se ad oggi nulla si sa sui contratti interni tra Eurolink e queste società. E il progetto ponte per adesso rimane tutto a carico delle casse dello Stato. Un progetto del 2011 revisionato in poco tempo con le perplessità e le polemiche di chi negli ultimi giorni ha fatto notare poggerà su una faglia sismica attiva senza una strumentazione adeguata in circolazione che possa testare la tenuta dei cavi, con adesso la richiesta di ulteriori 4 mesi che la Stretto di Messina ha chiesto per rispondere alle osservazioni della commissione Via Vas del Ministero dell'Ambiente, a proposito delle quali è intervenuto oggi il ministro Salvini. I tecnici hanno deciso di prendersi 4 mesi in più per questioni ambientali, ha detto, aggiungendo: nessuno fa un ponte perché crolli, è evidente che non è così, io farò di tutto per aprire i cantieri nel 2024. Siccità in Sicilia e cambiamenti climatici, crisi senza precedenti per l'apicoltura. Siamo andati a Zafferana per raccogliere il grido d'aiuto dei produttori di miele. Siamo in ginocchio e dobbiamo alimentare pure le api. Tonino De Manna. Le produzioni sono azzerate, nel migliore dei casi siamo passati dalle 20-30, in alcuni anni eccezionali, 30 kg a cassetta, quest'anno zero. Zero agrumi, zero millefiori, pochissima sulla. Scarseggia anche il miele in Sicilia con la produzione azzerata e con le api stesse che non riescono più a nutrirsi, tanto da dover ricorrere ad un sostentamento artificiale. Costi su costi che aggravano una situazione già drammatica con centinaia di aziende che stanno raschiando il fondo del barile. Preoccupazione e rabbia a Zafferana, dove i produttori lanciano l'ennesimo grido d'allarme. Chiediamo al nostro ministro, alle associazioni di categoria, alle associazioni sindacali di attivarsi affinché ci diano una mano in una situazione catastrofica. Mai una crisi così pesante. Siamo sul lastrico, il nostro proprio un grido d'allarme perché ne vale della sopravvivenza delle nostre api. Non abbiamo prodotto nulla, si parla di un ammanco che va oltre il 95%. Anziché produrre alimentiamo le api.
quindi non ce la facciamo più. Quinta annata consecutiva di crollo produttivo, un crollo verticale dovuto alla siccità, ai cambiamenti climatici e ancor peggio agli elevati costi di produzione legati anche al nomadismo, ovvero ai continui spostamenti per consentire alle api di trovare l'habitat giusto. Servono risposte immediate, proclami, annunci e interventi tampone non bastano più perché i macchinari qui sono fermi. Zafferana vive di apicoltura e purtroppo, vista l'attuale situazione, abbiamo bisogno di un aiuto concreto. Siamo già a metà maggio, ancora c'è il laboratorio completamente lindo e pulito, non abbiamo ancora prodotto neanche un grammo di miele, io come tutto il resto degli apicoltori di Zafferana. A rischio solo a Zafferana ben 300 aziende che vivono di api e per le api. E intanto si annuncia una settimana quasi rovente sotto il punto di vista delle temperature. Gli esperti prevedono picchi di 35 gradi e in Sicilia arriverà anche la sabbia del deserto. Francesco Aloi. C'è caldo, ma non è ancora abbastanza. La Sicilia si prepara a vivere una settimana rovente o quasi. Un campo di alta pressione porterà le colonnine di mercurio anche al di sopra dei 30 gradi. Queste sono secondo me le anomalie del cambiamento climatico. Questo è un anno anomalo, però dai, diciamo che avrei preferito più pioggia. Speriamo di no, perché se inizia già da adesso e caldo sarebbe veramente un trauma. Sì, siamo pronti perché sappiamo il caldo quando arriva, perché qua noi passiamo dal freddo al caldo, quello potente. Gli stabilimenti balneari si preparano a riaprire. Nel frattempo le spiagge libere sono sempre più piene. Quando non si lavora c'è chi ne approfitta per un bagno. E poi ci sono loro, i turisti, che si tuffano nella vacanza in tutti i sensi. Fuori fa caldo ma l'acqua è fredda. Fresca, dai, pensavo di peggio, è che il sole è così forte in questi giorni, siamo veramente fortunatissimi che l'acqua sembra più fresca di quel che l'è, in realtà. L'anticiclone in arrivo dall'Africa colpirà la Sicilia soprattutto tra mercoledì e venerdì. Catania, Palermo, Siracusa e Agrigento saranno le province più calde. Attenzione però, perché da metà settimana dovrebbe arrivare anche la famosa sabbia del deserto. Il sole quindi potrebbe essere offuscato dalla polvere rossa, ma non il caldo. Al nord invece scende la pioggia. E intanto Taormina si prepara a superare il record di presenza dello scorso anno con oltre 1 milione di pernottamenti. A trainare il turismo gli americani, che hanno superato tedeschi e inglesi, finora i più affezionati. E adesso anche i big della moda scelgono la Perla dello Ionio per importanti investimenti. Eva Spampinato. Taormina riconquista il suo ruolo di perla dello Ionio, capitale del turismo siciliano di lusso, con le grandi catene alberghiere che investono in città e i marchi della moda internazionale che aprono boutique esclusive per un target di altissimo livello. Gli ultimi sono gli ambasciatori del Made in Sicily nel mondo, ovvero Dolce & Gabbana, che hanno rilevato lo storico bar Mocambo di Piazza 9 Aprile, un fermento commerciale che viaggia di pari passo con quello del settore alberghiero, con una lunga serie di investimenti e trattative che hanno riportato Taormina tra le mete più ricercate, soprattutto dagli americani, complice il forte traino della serie TV The White Lotus. Gli stranieri in testa sono gli americani già dall'anno scorso e hanno superato i clienti tedeschi che per tanti anni, per decenni, erano sempre nella top, al numero 1. Il presidente degli albergatori di Taormina, intervenuto questa mattina a Buongiorno Sicilia, conferma il trend in forte crescita. 1,3 milioni nel 2023 di pernottamenti. Complimenti, veramente. Quest'anno se riusciamo a fare di nuovo 1,3 milioni siamo già soddisfatti. Il boom turistico si vede anche sui social, dove il brand Taormina è amatissimo e instagrammato come pochi altri luoghi in Sicilia. Taormina negli ultimi 2 anni è stata oggetto di molte attenzioni e di molti acquisti sia di strutture alberghiere che anche di negozi, quindi abbiamo tutti i brand più blasonati che si sono insediati a Taormina. L'aspettativa da parte degli operatori economici rimane quella di una svolta sul fronte di alcune iniziative strategiche che potrebbero migliorare la qualità della proposta turistica e la qualità di vita e di servizi offerti ai cittadini.
Casa della Capinera, il punto base per gli escursionisti sull'Etna a quota 900, è un sito completamente ristrutturato e ripulito grazie anche ai migranti. All'interno c'è pure un ristoro adesso con i prodotti del vulcano. Luca Ciliberti. Eccola la casa che probabilmente ispirò Giovanni Verga nella sua storia di una capinera, il rifugio sul monte Ilice sull'Etna, dove la protagonista Maria si trasferì per scappare all'epidemia di colera che colpì Catania nel 1854. Oggi Casa della Capinera è un rifugio per escursionisti che sul vulcano cercano un contatto con la natura, ma è anche un presidio di ecologia e turismo sostenibile. Con un finanziamento regionale di €1 milione, Casa della Capinera è stata ristrutturata dall'Ente Parco dell'Etna in collaborazione con le cooperative Il Nodo, Sustanzia e Chiaria, che dal 2023 hanno la gestione del sito. Noi per esempio ci siamo occupati delle pulizie straordinarie, delle pulizie industriali di tutto il locale, mentre gli altri si sono occupati del giardinaggio, delle linee del fuoco. Ognuno di loro aveva un compito da svolgere qua. L'associazione Chiaria dal canto suo ha dato vita alla struttura con la biblioteca del bosco, le escursioni, la meditazione e le sperimentazioni sulla sicurezza in ambiente naturale. Sustanza invece si è occupata dell'apertura di una cucina con prodotti stagionali, biologici e a chilometro zero a disposizione degli escursionisti. Il nostro obiettivo è proprio quello di risvegliare la nostra innata predisposizione e affiliazione verso le altre forme di vita, che si chiama biofilia, perché quello che ti fa star bene e ti emoziona poi lo tuteli. La zona di Monte Ilice per gli escursionisti è un luogo magico dove è possibile salire e camminare su tutta la circonferenza della cima del cono a 900 metri sul livello del mare. Lo sguardo spazia dai paesi etnei fino a Catania e dalla costa ionica fino ai monti di Taormina. Caso Tortora, il più clamoroso errore giudiziario della storia recente e la gogna mediatica che lo ha accompagnato riaffiorano ad Agrigento alla presentazione del libro Lettere a Francesca, indirizzate dal presentatore dal carcere alla moglie, la senatrice Scopelliti. Davide Sardo. Dunque, dove eravamo rimasti? Ecco come Enzo Tortora commentò il suo ritorno in televisione dopo la sua assoluzione del tutto liberatoria il 15 settembre 1986, subito dopo il verdetto emesso dalla Corte d'Appello di Napoli che ribaltò la sentenza di primo grado. Tortora, un anno dopo l'arresto e per 7 mesi in carcere, fu assolto dalle accuse di essere stato parte della nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo e i giudici riscontrarono la non attendibilità dei camorristi che resero dichiarazioni contro di lui. La sua innocenza fu confermata definitivamente alla Cassazione nel giugno del 1987. Meno di un anno dopo, il 18 maggio dell'88, Enzo Tortora morì per un cancro ai polmoni. A 36 anni dalla sua morte, il caso Tortora riecheggia ancora come caso italiano tra i più eclatanti di errore giudiziario e di gogna mediatica. In cella scrisse numerose lettere, molte delle quali indirizzate alla figlia Silvia e alla moglie Francesca, la senatrice Scopelliti. E Lettere a Francesca è adesso il titolo di un libro appena presentato al Museo Archeologico Regionale Griffo di Agrigento. Nelle lettere traspare quello che era la cultura, il carattere, la moralità di Enzo. E lui mi dice: io voglio la verità e la voglio vedere in piedi davanti a me, non vuole scorciatoie, si arrabbia con gli avvocati che cercano di convincerlo ad accettare alcuni piccoli provvedimenti di tipo legale per potergli far avere gli arresti domiciliari. Lui dice: no, io devo uscire da qui a testa alta. Nel corso del dibattito sono emerse anche le proporzioni della piaga dell'errore giudiziario in Italia. Negli ultimi 30 anni l'Italia ha riconosciuto oltre 30.000 errori giudiziari, una media di 1.000 all'anno, 3 al giorno, corrispondendo oltre 800 milioni a titolo di riparazione per ingiusta detenzione. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con la vigilia playoff per il Catania contro l'Atalanta Under 23. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Domani è il giorno del debutto del Catania nella fase nazionale dei playoff. Rossazzurri impegnati in trasferta contro l'Atalanta Under 23. Vediamo.
L'approccio, sarà l'approccio a decidere tutto, è la frase che si sente da più parti da quando il sorteggio integrale ha accoppiato Atalanta Under 23 Catania, perché al di là del fascino del nome, dei ricordi, di sfide di altre categorie, di incroci di ex, quella contro i giovani e la società bergamasca che sta raccogliendo i frutti degli investimenti e del lavoro di anni, rappresenta per il Catania un banco di prova non da poco. Approccio e aggiungiamo mentalità. Corrono i ragazzi di Modesto, giocano un calcio propositivo, hanno mandato a casa Trento e Legnago senza pensare all'obiettivo promozione che per loro non pesa come un macigno rispetto a quanto lo è per altre squadre, Catania compresa. Da Fiuggi, dove era in ritiro e dove questa mattina è stata svolta la seduta di rifinitura, alla Lombardia quindi. Oggi il trasferimento della rosa a disposizione di Michele Zeoli che dovrebbe ripartire dalla formazione vista contro il Benevento, con Quaini quindi a dare una mano al centrocampo, Ciccerelli mezzala, Welbeck in mezzo e con Tec pronto a dare una mano davanti la difesa se dovesse essere necessario. In attacco Cianci e Di Calmie, 3-5-2, 5-3-2, moduli speculari tra le due squadre, ma tutto dipenderà dall'atteggiamento durante la partita. Ed allora ecco perché domani sera inizia alle 20:30, occorrerà essere da subito squadra in uno stadio da 1500 posti consentiti, quello di Caravaggio, non certo l'atmosfera della Serie A. 400 i biglietti a disposizione dei tifosi rossazzurri, molto meno di quanto sia la richiesta per molti, quindi non c'è che da aspettare la sfida di ritorno sabato sera al Massimino, ma intanto per domani sera appuntamento extra large di diretta stadio dalle 19:30 con i collegamenti live da Caravaggio con i nostri inviati Angelo Padanè e Marco Cardi per trasmettervi in 3 ore e mezza di diretta le emozioni rossazzurre dell'esordio nei playoff. E noi intanto ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.